Weekend Dance. Amici di Weekend Dance, siamo pronti per partire e partiamo con un capitano di bordo che è fantastico ed è Peppino Di Capri. Ah, scusa, sei tu il capitano. Cambiamo mestiere? Magari. Senti, è sempre stato un sogno viaggiare così, guidare magari una navetta così. Questa non è una navetta, questa è una città che galleggia. Lo so, scherzo. Comunque è la mia prima crociera, questa è una cosa storica per me. Lo scopo di questa crociera è soprattutto quello di rilanciare, di ricordare che siamo i più forti al mondo con la nostra musica, guai a chi ce la tocca. Assolutamente. Allora, Spinosa, diamo i dettagli giusti quando parte la crociera, se non erro è l'8ª edizione, giusto? Sì, questa è l'8ª edizione dal 19 al 26 ottobre. No maestro, Eri occupato, è l'8ª. Chi lo sapeva che io ero contrario? No maestro, la stabiliremo perché quest'anno noi a bordo della MSC Musica dal 19 al 26 ottobre porteremo le eccellenze e chi meglio rappresentante della Campania poteva trovare se non il maestro Peppino Di Capri, che è l'eccellenza italiana nel mondo. Cardinale Sepe? No, non lo so. Ma è un'eccellenza. Francesco, è fantastico avere a bordo una persona, un amico come Peppino Di Capri. No, e poi dico, quale nave migliore poteva ospitare Peppino Di Capri? Quindi grazie anche a Francesco che ci porta dei contenuti importanti, e quindi avere anche un nome illustre come Peppino Di Capri secondo me è il massimo che potevamo avere per questa 8ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Penso. No, ti conoscono bene, Peppino, ti conoscono bene, quindi sicuramente abbiamo puntato sul maestro Di Capri perché questa è la nave e la crociera che vuole portare le cose più belle della nostra città in giro per il mondo, e dal punto di vista musicale il maestro Di Capri insomma è il non plus ultra, quindi praticamente sarà una cosa meravigliosa. Una crociera importante, 8ª edizione, divertimento a bordo, escursioni e Napoli, la canzone napoletana la facciamo conoscere anche se non ce n'è bisogno in tutto il mondo. Sì, continuiamo a mantenere questa tradizione di esportare la cultura, l'arte e la bellezza italiana, napoletana in tutto il Mediterraneo, ripeto, con un ospite illustre come Peppino Di Capri sarà sicuramente un grande successo. Anche altri ospiti tutta la settimana. Lo sappiamo. La gente diceva come tutto Peppino Di Capri. No, è importante. Ospiti a bordo, poi abbiamo pittori, scultori napoletani, artisti napoletani, abbiamo Anello Misto che è un grandissimo arrangiatore napoletano, Annalisa Martinisi che traduce tutte le canzoni napoletane in francese, e quindi poi abbiamo tutto quello che è bello e che appartiene alla nostra città lo abbiamo a bordo dal 19 al 26 ottobre. Come fate per avere informazioni? Sul sito www.croceradellamusicanapoletana.it trovate tutte le informazioni. Peppi, in bocca al lupo, e sicuramente si divertiranno in tanti sulla nave, perché avere te a bordo, scherzi a parte, è veramente un'eccellenza napoletana conosciuta in tutto il mondo. Bella esperienza, speriamo bene, tutto bene. Quale migliore partenza da Napoli? Beh, la musica napoletana deve partire dalla città che è la capitale europea della musica. Napoli veramente nella musica, che è uno dei linguaggi universali dell'arte, anzi forse il più universale dei linguaggi, ha un posto d'eccezione. Vorrei ricordare che solo nel Settecento a Napoli c'erano 14 conservatori e diceva Rousseau: se volete capire che cos'è la musica andate a Napoli. Questo per dare un'idea. Direi del resto non c'è protagonista della vita musicale che non abbia nel suo repertorio un pezzo, assolutamente, altrimenti non è musicista. E quindi questo dà l'idea, e quindi l'idea che la musica napoletana accompagni il viaggio, e quindi un'occasione certo di svago, di relax, ma anche di emozioni e di conoscenza, lo trovo veramente un connubio bellissimo. E se poi il capitano a guidare questa nave si chiama Peppino Di Capri, ancora meglio. Ancora meglio, sì, perché è un vero ammiraglio, diciamo così, un ammiraglio con tutti i gradi necessari. Assolutamente. E chi più di lui può rappresentare la canzone napoletana, le nostre immortali melodie, quindi veramente un grande capitano. Quindi questa bella crociera di musica napoletana, poi chiaramente con la nave 8 giorni ci saranno le varie escursioni, quindi sdoganiamo anche questa nostra canzone per quelle pochissime persone che non la conoscono, perché la canzone napoletana è conosciuta in tutto il mondo. Sì, credo che sia anche
anche questa crociera è una grande occasione di promozione turistica della città, perché ovviamente la canzone napoletana è un richiamo, no? È la nostra sirena, quella che attrae i viaggiatori verso la nostra città, perché credo che sia innumerevole la quantità di persone che nel mondo vive le proprie emozioni d'amore attraverso la canzone napoletana, la sua musica e i suoi versi. Pensiamo che in Giappone è il secondo paese dopo l'Italia in cui si ascolta la canzone napoletana, quindi è così in Cina, è così dovunque, quindi veramente parliamo di un fatto culturale di portata universale. La nave è pronta, ma partirà a ottobre per la crociera napoletana, no? Sì, ma comunque ecco, non è la prima volta che mi invitano e devo dire che è meraviglioso questo progetto che sta crescendo, va sempre più avanti, e quindi Napoli che naviga per il Mediterraneo, quindi qualcosa di buono, spesso sentiamo brutte notizie, però c'è anche una parte attiva, creativa, di cultura, di arte, di viaggio, di turismo, che in qualche modo che è interessante, il porto e il mondo. Naturalmente MSC Crociere ha tante altre attività da proporre. Beh, noi innanzitutto cerchiamo di dare dei contenuti alle nostre crociere, però oltre ad eventi come questi noi abbiamo una programmazione molto vasta, e ovviamente noi quest'anno siamo usciti in occasione della BMT con il catalogo 2016-17, quindi uscire con così largo anticipo però poi può portare anche dei cambiamenti. Infatti un grandissimo cambiamento sarà rivolto a MSC Divina che sarà presente tutto l'anno sui Caraibi, quindi una grande opportunità per tutti i viaggi di nozze, per poter fare eventualmente combinati, quindi una crociera più soggiorno, in modo tale da rafforzare la nostra offerta. Inoltre, oltre alle classiche crociere settimanali, quindi le 7 notti, noi proponiamo per il periodo autunnale delle long cruise, quindi crociere di 12-13 giorni che vanno sia sulle Canarie ma anche sul Mar Nero, un po' su tutto il versante del Mediterraneo, estendendo però la vacanza non più alla classica settimana, ma addirittura ci estendiamo fino alle 14 notti. We can dance.